Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati all'ultima puntata della settimana con la nostra Autodafè che, come tutti i venerdì, eccettuato quello della settimana scorsa, vede ospite il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia all'Università Bocconi, che conoscerete ormai da tanto tempo senz'altro, che saluto e che ringrazio. Buongiorno professore, Saluti grazie a voi tutti per essere con noi. Prima di iniziare devo dire che io sono solidale con lo sciopero dei giornalisti che è in corso oggi, pur andando in onda e non facendo lo sciopero fisicamente, ne condivido le ragioni, fate alcune precisazioni, perché i giornalisti italiani dopo oltre 20 anni tornano a scioperare per il mancato rinnovo del contratto che risale a 10 anni fa, al 2016 per la precisione, l'ultimo contratto. E dice la Federazione Nazionale della Stampa nelle sue articolazioni regionali, noi siamo la categoria di lavoratori che per colpa degli editori non ha ancora sottoscritto un contratto di lavoro all'altezza dei tempi, che sia adeguato nelle retribuzioni, moderno nelle regole, che tuteli i giovani e sia proiettato verso nuovi modelli di informazione. Dobbiamo recuperare oltre il 18% del valore delle nostre retribuzioni mangiato dall'inflazione. Dobbiamo fermare gli editori che vogliono distruggere tutele e diritti. Dobbiamo dire basta agli editori che sfruttano i giovani e i precari. Dobbiamo dire stop agli editori che vogliono fare utili per spartirseli con dividendi alle spalle dei lavoratori. Vogliamo il rispetto del lavoro giornalistico, vogliamo redazioni adeguate per numero e qualità degli organici. Vogliamo investimenti produttivi indirizzati al futuro dell'informazione, vogliamo editori che non chiedano l'elemosina al governo, ma progettino con noi giornalisti il futuro. Il contratto è un diritto dei lavoratori e l'informazione è un diritto dei cittadini. Senza un giusto contratto l'informazione dei cittadini non può essere giusta. Così argomenta la Federazione Nazionale della Stampa nelle sue articolazioni, come l'Associazione Lombarda dei Giornalisti, che è l'autrice di questo testo. Io sono perfettamente d'accordo sull'esigenza di un contratto, sulla tutela del lavoro, poi però peccato che quando vai allo stesso sindacato a chiedere un consiglio ti dicono che il padrone ha sempre ragione e ti conviene stare zitto. Questo lo devo dire per onestà. Aderisco allo sciopero in spirito, nella sostanza, ma non mi piace affatto come si sono comportate le organizzazioni, anche sindacali dei giornalisti in tutti questi anni. La loro bella responsabilità enorme ce l'hanno anche loro. Grandissima, e su questo non mi va di chiudere nessun occhio, perché quando tu sindacato ti schieri dalla parte dei padroni, poi non puoi far finta una volta ogni 20 anni di essere contro. Detto questo, non so se condividi anche tu, professore, non sei giornalista, non sei iscritto all'albo, ma io mi sento di dirlo dopo tanti anni, questa cosa qua la penso e la sento e la dico per onestà verso chi mi ascolta dopo tanti anni. Chiuso questo capitolo, eppur aderendo nella sostanza al fatto che è giusto avere un contratto, è giusto che sia adeguato ai tempi, è giusto che si evitino posizioni di sfruttamento in un settore delicato come quello dell'informazione, che peraltro non fa niente per tirarsi fuori da questo pantano, perché oggi il giornalismo è piaggeria, sempre più potente e prepotente, e sempre più schierarsi con un padrone, con un essere cortigiani, è assolutamente sempre di più questo. E quei pochi cani sciolti che rimangono fuori, che non stanno al guinzaglio di nessuno, non dico che se la vedano brutta, in molti casi sì, ma comunque non se la vedono bella. Fate questa introduzione, professore, noi abbiamo due belli argomenti tosti dei quali parlare stamani, perché tu sei reduce da un viaggio in Vietnam, per quanto breve, no? Questo viaggio in Vietnam ti ha indotto a fare alcune considerazioni che hai messo per iscritto, poi a breve magari le leggeremo presso qualche testata, però intanto me le hai mandate in anticipo e io credo siano un utile spunto di discussione per stamani, unitamente a un'altra notizia che fa prima pagina per molti giornali, ed è la notizia dell'indagine per aggiotaggio a tre big del capitalismo finanziario bancario italiano, Caltagirone, Milleri e Lovaglio, ovvero praticamente la scalata sostanzialmente a Mediobanca, la scalata di Monte Paschi Siena a Mediobanca. Su quello ci torniamo dopo, perché c'è anche qualcosa da dire rispetto al Ministero dell'Economia, che è stato tirato in mezzo fino a un certo punto, non dal punto di vista dell'indagine, ma politicamente sì. Ma poi ne parliamo. Intanto però torniamo al punto 1,
tu ti sei soffermato dopo il tuo viaggio in Vietnam su una questione, una sorta, tu dici, esiste in questo scampolo del XXI secolo, in questi 25 anni del nuovo secolo, appunto, una sorta di rimozione, anzi alla latina una vera e propria damnatio memoriae, che era uno dei modi in cui i latini, appunto i romani, davano una pena particolarmente pesante a chi doveva essere condannato, addirittura a non essere tramandato nel nome, nel corso delle generazioni, e si distruggevano anche tutte le raffigurazioni del condannato. La damnatio memoriae significa quello ha fatto talmente male che va cancellato. Noi invece stiamo cancellando qualcosa di cui tu dici ci dovremmo ricordare, cioè i crimini di guerra. Lascio a te la parola subito perché il nesso tra Vietnam e questa riflessione te lo lascio illustrare direttamente. Professore. Allora, grazie a tutti. È utile una riflessione su quelli che sono i crimini di guerra, perché oggi noi leggiamo ogni singolo giorno i fatti d'Ucraina e i fatti di Gaza, dove unitamente a soldati trovano la morte migliaia di persone civili e quindi di giovani, di donne, di vecchi, di bambini. E questo è a tutti gli effetti da considerarsi un crimine di guerra. Io sono stato in Vietnam e ho potuto capire, conoscendo questa gente, che il dramma che hanno vissuto, stiamo parlando di 3 milioni di persone morte, di cui 1 milione di combattenti e 2 milioni di civili, che quella era una guerra che gli americani non avrebbero mai potuto vincere, perché avevano di fronte un popolo estremamente determinato e unito nell'ideale dal loro presidente Ho Chi Minh, che oggi è deificato, in una sorta di legame fortissimo. Noi non abbiamo trasmesso ai paesi che abbiamo colonizzato i nostri modelli di vita, abbiamo trasmesso, ma non abbiamo trasmesso i nostri modelli religiosi. Mentre invece sia in Cina che in Vietnam sono stati trasmessi e hanno trovato nell'ideale marxista comunista, hanno trovato la loro fede, la loro fidelizzazione, e questo è stato per loro quello che è stato per il cattolicesimo e per la religione al tempo, per le crociate e in parte per noi, insomma, no? Quindi che cosa è successo? Questa damnatio memoriae, noi abbiamo vissuto nel secolo scorso il dramma della seconda guerra mondiale, con tutte le violenze che sono state fatte su tutti i popoli, in particolare anche con il popolo ebraico, e questo dramma è stato giudicato per la prima volta nella storia in un processo, il processo di Norimberga, che si è svolto nel novembre del 1945. Lì sono stati condannati i gerarchi nazisti per crimini di guerra. Non era stato sollevato ancora il tema del genocidio, perché in realtà ancora allora i morti prevalenti erano soldati, mentre in secondo ordine erano i civili. Alla fine di quella seconda guerra mondiale, culminata col processo di Norimberga, noi abbiamo avuto un silenzio, fra virgolette, sino agli anni 70, quando è scoppiata la tragedia del Vietnam. Sì. La tragedia del Vietnam che, come ho detto, ha comportato la morte di 2 milioni di civili e 1 milione di combattenti. Ci è sembrato allora che fosse utile ricordare soltanto i morti americani, che erano 58-59 mila, più tutti i loro feriti, più tutti quelli che tornavano scombussolati psichicamente da una guerra che non capivano, che non riuscivano a capire e che soprattutto non riuscivano a combattere, perché pur essendo un esercito tecnologicamente estremamente forte, non è riuscito a combattere con l'astuzia, con la difficoltà di trovare combattenti che si nascondevano nelle foreste e risultavano introvabili. Dopo il Vietnam c'è stata la guerra del Kosovo. La guerra del Kosovo è stata, abbiamo contribuito anche noi con il governo D'Alema,
che tirava a farsi notare dal governo Clinton e di fronte a quella che era la loro segretaria di Stato, una donna bassa, grassa, io non mi ricordo come si chiama, forse tu sì, la, era il segretario di Stato di Clinton, che a fronte delle rimostranze che dicevano ma state uccidendo dei bambini, state uccidendo dei civili. Madeleine Albright. Madeleine Albright, terribile, una terribile donna di origine ebraica, che diceva che in fin dei conti erano danni di carattere secondario, insomma, no? Una guerra in cui i danni ai civili erano danni, fra virgolette, secondari sostanzialmente, no? E questo poi ha avuto questa violenza nei confronti dei civili ha avuto un'ulteriore ricarica con la guerra in Afghanistan, con la guerra in Iraq, che sono state perpetrate esattamente come il Vietnam, attraverso scuse e attraverso prove infondate. Ricordiamo l'Iraq con le prove a carico di Saddam che non c'erano, che non erano mai esistite, sino ad arrivare ad oggi con la guerra di Gaza e con la guerra dell'Ucraina, dove i civili vengono uccisi, i bambini, le vecchie, gli anziani, e tutto senza nessuna misericordia. Gaza è terribile da questo punto di vista, ma il ricordare che ci troviamo di fronte a crimini di guerra sembra qualcosa di nuovo. Il paradosso, come ricordavo in un'intervista che ho rilasciato a Telambiente, oggi bisognerebbe fare un nuovo processo di Norimberga dove gli accusati risulterebbero esattamente gli accusatori del processo di Norimberga, e quindi noi abbiamo commesso dei crimini di guerra dichiarati dal punto di vista giuridico nel processo di Norimberga, li abbiamo commessi in Vietnam, li abbiamo commessi in Kosovo, li abbiamo commessi in Afghanistan, in Iraq, a Gaza, in Ucraina, e li abbiamo messi senza soluzione di continuità, eppure oggi sembra che nessuno voglia ricordarsi di questi fatti e di riaprire, quantomeno dal punto di vista accusatorio, un processo a Norimberga a questi soggetti, i quali impunemente si ritengono nella condizione di fare i cosiddetti danni collaterali senza risponderne, ma siamo di fronte a crimini di guerra e a dei genocidi. Questa è una riflessione importante che la politica sembra non voler accogliere, sembra volere continuamente scappare di fronte alle sue responsabilità che ha. La politica ha la responsabilità di dichiarare dal punto di vista sociale quei comportamenti che diventano comportamenti distruttivi del senso sociale e del senso del bene comune. E questa è una riflessione in cui, come citato, la damnatio memoriae di Romana Ricordo, sembra che noi vogliamo cancellare dal nostro ricordo queste situazioni che ancora oggi si perpetuano a Gaza e ecco, in professore, Ucraina. mi permetto di fare una controosservazione rispetto al tuo ragionamento, al tuo articolo, perché sono tutte situazioni, quelle che tu citi, le più recenti, Ucraina e Gaza, che affondano comunque le loro radici nel tempo, no? La situazione di Gaza addirittura decenni e decenni, cioè, se non addirittura siamo nell'ottica del secolo per ricostruire il fatto storico. Nell'Ucraina, e la questione ucraina, quantomeno risale almeno al 2014 e agli anni precedenti, no? Quando ci furono le cosiddette provocazioni nei confronti della Russia, che sono andate avanti fino al 2025, secondo l'ottica russa, sto parlando di inquadrare i fatti secondo una prospettiva più lunga. Ecco, qualcuno interpreta anche queste due guerre, Ucraina e Russia, come il lascito, il cascame, il frutto di un'epoca che si va concludendo. E si va concludendo, che piaccia o non piaccia, perché il signor Trump è stato eletto negli Stati Uniti anche con un mandato popolare chiaro. Finiamola con queste guerre, con queste guerre regionali, con queste guerre a bassa o alta intensità,
Il Medio Oriente non è una guerra solo regionale, è una guerra, diciamo, a medio-alta intensità, ma prolungata nei decenni, che affonda le sue radici addirittura nella fine dell'Ottocento. L'Ucraina è scoppiata negli ultimi 15-10 anni, in particolare, con particolare virulenza. Ma al signor Trump l'elettore americano ha detto tiriamoci fuori da questa rogna, da queste rogne. E di riffe o di raffe il signor Trump ha elaborato piani di pace più o meno in corso d'opera per entrambi questi due scenari di guerra. E si vanta di aver risolto tanti altri nel mondo. Lasciamo perdere il Pakistan, l'India. Allora, te la faccio corta. Tutte queste guerre regionali, no, nelle quali si compiono pure crimini contro l'umanità, perché questo è vero quello che tu dici, no? Ogni guerra comporta questo. Il genocidio è un mondo a parte, anche dal punto di vista dell'incriminazione penale, oltre che storica, però tutte queste guerre regionali sono il frutto di situazioni che sono al lumicino, perché ora quelli che comandano veramente, cioè Stati Uniti e Cina, hanno deciso che le guerre regionali vanno tenute a bada, intralciano i loro affari. Su tutto il resto si può discutere. Questo aprirebbe una nuova via empirica, affaristica di interessi al pacifismo, mi verrebbe da dire, se andiamo in questa direzione. Secondo te questa è una lettura corretta, possibile, o non ci sta una lettura di questo genere? Allora, io ricordo quello che diceva il grande cancelliere Bismarck. Bismarck diceva che le guerre sono una continuazione in modo diverso della politica quando la politica non è in grado di risolvere i problemi. E quindi la guerra è una soluzione, fra virgolette, è la continuazione della politica. No? Ed è così, ed è stato così, cioè la mancanza di una politica in grado di sedare i conflitti potenti tra ebrei e palestinesi negli anni ha portato inevitabilmente alla guerra. La impossibilità di trovare un accordo tra le istanze della Russia e le istanze dell'Ucraina e della Nato, le spinte della Nato dal punto di vista politico, ricordiamo che c'era stato l'accordo di Minsk per bloccare la rivoluzione di Maidan in Ucraina. Ci sono state delle iniziative politiche forti, ci sono state delle iniziative politiche forti nel Kosovo, dove forse si sarebbe riusciti in grado con gli accordi fatti a Parigi e c'era allora Clinton, sarebbe stato possibile evitare la guerra del Kosovo, sarebbe stato possibile evitare la guerra dell'Ucraina, sarebbe stato possibile, forse molto più difficilmente, evitare la guerra di Gaza. In questi casi che cos'è che ha fallito? Ha fallito la politica. Ha fallito Sì. la politica e ha fallito in modo disastroso dimostrando di non essere capace, oppure anche dimostrando di essere soggetta a interessi di dominio che della politica non si interessavano. Quindi sicuramente questo è un dato di fatto. Ti volevo stimolare su questo, perché la frase è famosa, no? La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, bismarchiana, ma ancora prima sempre un altro prussiano la coniò, no? Il generale von Clausewitz, però risale a fine 700, inizio 800. Siamo a cavallo di un mondo completamente diverso. Allora, ti risottopongo questo scenario in altri termini. Le guerre regionali sono da concludere. Sono, diciamo così, da von Clausewitz e Bismarck in avanti, fino alla seconda guerra mondiale e il dopoguerra che abbiamo vissuto fino ad oggi, sono qualcosa di superato. Perché? Perché le due grandi potenze, i due veri contendenti al mondo, cioè Cina e America, gli altri sono più o meno in posizione di vassalli, e tra l'altro qualcuno osserva anche la Russia di Putin non ha nessun interesse a farsi fagocitare dalla Cina. Per questo vede con favore il negoziato con Trump alla fine, no? Quindi Cina e America sono i due veri contendenti. Le guerre regionali per questi due non hanno più senso perché sono costose, inutili, politicamente dannose, e poi l'opinione pubblica mondiale di guerre ne ha piene le scatole. Il cittadino normale, che non è né di destra né di sinistra, non vuole guerra ma business. Così come le due grandi potenze, che lo scontro casomai non lo faranno in chiave bellica, ma sull'innovazione e sulle conquiste del mercato, dei mercati. Io non so se questa sia una prospettiva ragionevole, però mi intriga uno scenario di questo tipo, no? Tu come lo vedi? Ma certamente hai ragione, è chiaro che oggi allora, è cambiato molto dall'inizio del secolo, perché dall'inizio del secolo
noi avevamo sino al 2015, sino al 2018, noi avevamo la prevalenza degli Stati Uniti come Stato dominante, no? Quindi in una logica unipolare. Poi progressivamente è cresciuta la Cina ed è cresciuta grazie agli Stati Uniti che hanno contribuito ad industrializzare la Cina, delegando alla Cina gran parte della loro attività manifatturiero che oggi rivendicano ma che fanno fatica a riportare in patria. Quindi la Cina è cresciuta e non si è limitata a crescere, si è anche data da fare per raccogliere attorno a sé una serie di soggetti, partiti, ma soprattutto stati, per costituire una, fra virgolette, contrapposizione all'Occidente. E questi sono i BRICS. Quindi i BRICS oggi rappresentano il 45-50% della popolazione mondiale, mentre noi come Occidente siamo il 15% della popolazione mondiale. Quindi è evidente che gli Stati Uniti stanno rendendosi conto che non hanno più quella posizione unipolare che li ha portati all'inizio del secolo a fare delle guerre di dominio come in Afghanistan, in Iraq, in Siria ed altre parti in Medio Oriente. Erano sostanzialmente gli unici attori nel campo bellico. Gli Stati Uniti sono sempre stati un attore, fra virgolette, bellico, tant'è che questo scrittore americano, non mi ricordo come si chiama, diceva gli Stati Uniti vengono da Marte e l'Europa viene da Venere, no? Quindi rivendicando il fatto fortemente bellicista che il fatto di venire da Marte giustificasse che gli americani dovevano, fra virgolette, conquistare il resto del mondo attraverso la guerra. E così è stato, sino a un certo punto, quando la Cina è diventata sufficientemente forte, ma attenzione, non si è limitata ad essere forte, ha creato una lobby di stati, e quindi parliamo del Sudafrica, parliamo dell'India, parliamo del Brasile, parliamo degli Emirati Arabi, cioè hanno costituito questo BRICS, della Russia, e quindi questo rappresenta un scontro forte da questo punto di vista con gli Stati Uniti, che mentre tutto sommato i BRICS, con le loro difficoltà, con le loro contraddizioni anche dal punto di vista della gestione democratica dei loro paesi, hanno una posizione crescente di scontro con gli Stati Uniti, che invece sono in una posizione decrescente di forza, perché sono a dover combattere con un debito che è difficilmente riducibile. Stiamo parlando di 40 mila miliardi di dollari ed è cresciuto in 4 anni. Stiamo parlando di spese sociali estremamente elevate che Trump cerca di ridurre, ma se vediamo cerca di ridurle, ma però queste poi generano conflitti sociali. Abbiamo avuto il shutdown del bilancio degli Stati Uniti che non si è riusciti a comporre se non dopo un lungo periodo che l'ha reso il più lungo shutdown della storia degli Stati Uniti, e quindi con la riserva di valutare il recupero dell'Obamacare, cioè delle risorse finanziarie e sanitarie per i popoli. Abbiamo un 40%, 40 milioni di persone che sono vicine alla soglia della povertà e che comunque hanno necessità di apporti per il vitto, per l'alloggio, eccetera. Insomma, no? Siamo in una situazione in cui gli Stati Uniti, accecati dal loro orgoglio e dalla loro voglia di occupazione subspecie militare, che adesso si ritrovano a fare i conti con un mondo che cambia. Questa è la realtà. Cioè noi siamo di fronte io l'ho scritto da tanto tempo e ne sono profondamente convinto, di fronte a una crisi di carattere antropologico, non è una crisi economica, questa non è una crisi economica, anche perché l'economia non la studia più nessuno, si studia la finanza, e qui è il grande problema.
il problema, ti sto parlando di problema scientifico, non problema di carattere volgare, cioè gli equilibri finanziari dipendono sempre dagli equilibri economici e non viceversa, mentre oggi noi facciamo dipendere gli equilibri economici dagli equilibri finanziari. Noi parliamo oramai di finanza, si fanno dei corsi per aiutare i giovani a capire la finanza, ma aiuti i giovani a capire l'economia. La finanza è uno strumento derivato dall'economia, insomma, no? Quindi esiste una forma di pubblicità neanche tanto nascosta verso i giovani che si devono occupare di finanza. Io che sono stato in Bocconi per tanti anni, soprattutto dopo gli anni 2000, c'è stata una sorta di invasione culturale della finanza. Ecco, ma il vento è cambiato o no? O siamo ancora lì? Anche nel mondo accademico universitario. Il vento non è cambiato più di tanto. Perché? Perché la finanza oggi governa il mondo. Questa è la drammatica verità. E quindi noi siamo, come diceva Noam Chomsky, in mano a un Senato virtuale che è sopra gli stati, no? E non è stato nominato democraticamente, semplicemente si è preso il potere. E quindi noi siamo oggi in mano a un Senato virtuale fatto da istituzioni molto chiare, molto definite, che non si definiscono, che non si vuole dire perché hai paura di quello che poi ti possono fare sostanzialmente, no? Però siamo in mano a un gruppo, fra virgolette, di istituzioni che governano il mondo con la finanza e quindi attraverso i loro strumenti di valutazione del rischio, che sono il rating, che sono il PIL, che sono lo spread, loro determinano la risultanza di un paese e di volta in volta ne determinano il successo, l'insuccesso, il crollo, il fallimento. Quindi questa è la realtà, cioè non esiste più una politica indipendente dalla finanza in grado di fare politica. La politica di oggi è in mano dalla finanza che, volente o nolente, la spinge a fare le cose che interessano di più alla finanza. Non a caso abbiamo vissuto, come hai accennato prima, a tutti questi risico bancari dove sostanzialmente sono guerre di natura finanziaria. Siccome abbiamo meno di 2 minuti, fammi fare una battutaccia. Anche Noam Chomsky era amico di Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, sì. Ecco, e chiudiamo subito la parentesi. Ma la seconda cosa ti volevo chiedere, con la rapidità di un tweet o poco più, un commento sulla vicenda, appunto, guerra per modo di dire, no? Si parla di risico bancario, guerra bancaria e compagnia cantante. Insomma, in breve, la Procura di Milano, dopo 10 mesi di indagine, sta indagando l'imprenditore Caltagirone, il presidente di Luxottica e della sua holding Delfin, Francesco Milleri, e il chief executive di Montepaschi Siena Lovaglio, perché sarebbero indagati con l'ipotesi di reato di aggiotaggio, cioè di essersi fatti gli affaracci loro alle spalle della legge, e di ostacolo alle autorità di vigilanza. Sullo sfondo c'è anche il ruolo del Ministero dell'Economia, che avrebbe favorito tutto ciò, ma non è incolpabile. Il Ministro dell'Economia dice no, i miei funzionari hanno lavorato tutti correttamente. L'ho fatta brevissima, ma lascio a te il commento nello spazio di 1 minuto, professore Cecchini. Allora, io avevo scritto un articolo proprio su questo fatto dal titolo Il pasticcio finanziario, che risulta, insomma, no? Allora, come diceva Simenon, no? Col suo ispettore Maigret, diceva un fatto è un fatto. Un secondo che lo confermi e comincia a essere qualcosa di più interessante, il terzo diventa una prova, no? Allora, noi abbiamo dei fatti, fra virgolette, disturbanti dal punto di vista della linearità, perché l'acquisizione delle quote del Monte Paschi è stato fatto da 4 soggetti intimamente legati, tutti allo stesso prezzo, in determinate condizioni, e l'operazione è stata affidata a una banca, Acros, che non ha un ruolo, non ha mai avuto un ruolo importante in queste transizioni. E in queste transizioni sono stati negati di entrare a comprare il Monte Paschi sia la Unicredito di Orcel sia BlackRock. E quindi c'è da dire come mai è successo che 4 soggetti, si potrebbe usare la canzone di Gino Paoli, 4 amici al bar, insomma, no? Ecco, 4 amici al bar
che prendono un caffè e poi prendono un caffè, ognuno va per conto suo, oppure durante il caffè si dicono alcune cose che li mettono assieme. Questa sarà la Procura di Milano a dover dare una Sì. risposta a un processo, fra virgolette, non chiarissimo. Allora, avremo modo di riparlarne. Intanto sono le 11. Io ringrazio il professor Fabrizio Pezzani. Professore, grazie. Ci risentiamo settimana prossima, sempre venerdì alle 10:30. Buona fine di settimana a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie, Buona professore. fine settimana anche da parte mia, con un po' di speranza, perché ce ne vuole tanta in questo periodo, Ce ne veramente. vuole, ci serve. Ce ne Grazie, vuole tanta, professore. un po' più dell'uso normale. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie anche a voi.